Serie B Win. Appassionati. Amici di Serie B Win, 40ª giornata del campionato. Vi trovate collegati con lo stadio Carlo Zecchini, dove i padroni di casa del Grosseto ospitano il Varese. 19ª giornata di ritorno, una partita importantissima per quanto riguarda i biancorossi, che ancora sperano di prendere parte ai playoff, ma il cui esito naturalmente dipende da quello che combinerà l'Empoli. Ed è tutto pronto per il fischio di inizio che arriva in questo istante. Ecco Zecchin, scatta Ferreira Pinto, Zecchin ha visto dall'altra parte, lo ha servito bene. Neto Pereira mette dentro questo pallone, palla per Ebago, è suo destro, fa avanzare Puccino che allunga la falcata, lo disturba con efficacia Cremi, resiste con grinta Puccino, dal pallone a Ferreira Pinto che calibra il cross. Som, Zecchin, il sinistro è su piede, parte la conclusione di Zecchin e c'è la parata di Lanni, ci ha provato dalla distanza il connazionale Ferreira Pinto, che poi si ferma ma con grande grinta recuperano il pallone i giocatori del Varese. Il tiro che termina a lato dopo il bel inserimento di Neto Pereira per Zecchin, di prima a cercare Ferreira Pinto che calibra il cross, la sforbiciata ed il gol di Neto Pereira, spettacolare esecuzione del brasiliano che mette così a segno il suo gol numero 8 in campionato, ma poi cadendo si fa anche male, ma davvero bello il gol di Neto Pereira, azione tutta sudamericana con il cross di Ferreira Pinto. Si gira benissimo il camerunense, gira un avversario, ha toccato Gimenez, ancora per Som che mette dentro e c'è solo Pio Vaccari, miracolo di Bressan. Tenta il cross sotto porta dove c'è ancora Pio Vaccari. Cerca spazi per un cross, cerca invece il triangolo, trova con sottoporta la finezza ed il gol incredibile di Giulio Ebagua. Ha trovato spazio e che gol ha fatto Ebagua, un gol che arriva dalla Lega Pro. I protagonisti del Varese che ha effettuato la scalata fino in Serie B si sono ritrovati. Gimenez, Pio Vaccari, non c'è fuorigioco, Pio Vaccari, la parata e c'è il gol, comunque non ha trattenuto il pallone Bressan. Il gol di Pio Vaccari è la 6ª rete stagionale per l'attaccante nato in provincia di Varese a Gallarate. La punizione di Brugman, il suo tiro e c'è il pallone che crea l'effetto ottico del gol. Gimenez mette dentro Suleimane, il suo tiro che termina a lato, fiondata improvvisa di Suleimane. Brugman, il suo destro, il tiro altissimo, palla che non crea problemi, scocca adesso il 90°. Parte adesso la punizione sotto porta e c'è il gol incredibile del pareggio da parte di Suleimane, che si è andato a procurare la punizione e ha permesso al Grosseto sull'ultimo assalto di firmare il 2-2. Fischia adesso a Battista di Molfetta, rimanda le squadre negli spogliatoi, beffato il Varese che pareggia 2-2 per il primo gol stagionale di Suleimane